Papa Francesco è rientrato ieri sera dal suo viaggio apostolico in Bulgaria e Macedonia del Nord e la catechesi all'udienza generale di questo mercoledì non poteva che riandare all'esperienza appena vissuta, di cui il Papa fa quasi un resoconto ai numerosi pellegrini raccolti in piazza San Pietro. Col motto Pacem in Terris ho invitato tutti a camminare sulla via della fraternità e su questa via in particolare ho avuto la gioia di compiere un passo avanti nell'incontro con il patriarca della Chiesa ortodossa bulgara, patriarca Neofit, e i membri del Santo Sinodo. Furono i santi Cirillo e Metodio a portare il Vangelo in Bulgaria, tanto che San Giovanni Paolo II, ha detto Francesco, li ha nominati patroni d'Europa a fianco di San Benedetto. Essi di origine greca, da Salonica, seppero usare con creatività la loro cultura per trasmettere il messaggio cristiano ai popoli slavi. Santa Madre Teresa di Calcutta, nata a Skopje, è stata invece la presenza spirituale che ha accompagnato Francesco in Macedonia del Nord. Lei, dice il Papa, è l'immagine della Chiesa in quel paese e in altre periferie del mondo, una comunità piccola che con la grazia di Cristo diventa una casa accogliente, dove molti trovano ristoro per la loro vita. Sono rimasto colpito della tenerezza evangelica di queste donne. E questa tenerezza nacque dalla preghiera, dall'adorazione, ma loro accolgono tutti, si sentono sorelle, madri di tutti, ma lo fanno con tenerezza. Tante volte noi cristiani perdiamo questa dimensione della tenerezza. All'opera di carità noi le buttiamo un bicchiere di aceto. No, la carità è gioiosa, non è acida. Queste suore sono un bel esempio. Che Dio le benedica tutte loro.